Il 10 settembre ricorre la giornata mondiale dedicata alla prevenzione del suicidio. Da questo nasce l'Open Day promosso dall'USL 1 Belluno Dolomiti con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini e aumentare la consapevolezza sulla prevenzione dei comportamenti suicidari. Secondo il report Sant'Anna 2020, nel suo territorio si registra infatti il più alto tasso regionale di suicidi in Veneto, tratto purtroppo comune ad altre zone montane. Sabato 10 ricorre la giornata della prevenzione del suicidio e noi che siamo un territorio dove abbiamo una media un po' più alta delle altre parti della regione, abbiamo un'incidenza di 128 casi ogni 100.000 abitanti, abbiamo ritenuto che era opportuno tendere la mano a chi sta vivendo un momento di solitudine e di difficoltà. Gesti spesso improvvisi che denotano la difficoltà a chiedere aiuto e che lasciano sgomenti famiglie e intere comunità che si interrogano su quanto si sarebbe potuto fare per cogliere dei segnali di malessere. Per questo l'USL Belluno Dolomiti, con i dipartimenti di salute mentale, in concomitanza con la giornata mondiale, propone dalle 10 alle 13 presso l'ospedale di Pieve di Cadore questo Open Day gratuito e senza bisogno di appuntamento. Sarà un punto di ascolto con uno psichiatra, uno psicologo e un assistente sociale dedicato alla ricerca per trovare aiuto, avere informazioni su come approcciarsi a persone in difficoltà. Dobbiamo creare un po' la cultura, la rete dell'aiuto per aiutare quelle persone che sono oggi in difficoltà.